Questa attività è stata realizzata con s'aggiudu de sa Regione Sarda, in Prentas 2020-2021, Lei Regionali 22-2018, articolo 22. Un saluto a tutti gli amici di questa trasmissione Cosas Bellas. Oggi siamo su Marghine a Silanus e Silanus fa parte della Sarrezza dei Sbrugos che punti più di 200 comuni italiani e questa bidda è connota in ogni all'Accana, poi in noi sbivide a lungo, infatti ci punti medas persone che teniti già i brusu de 100 anni. In Silanus sa bidda dei poetas Abolu, Mario Masale, Francesco Mura, bivinti di adero con passioni manna e tradizioni, si organizzano una rassegna di canto a tenori, noi ci punti 4 formazioni di canto a tenori e poi festas mannas di adero si bivi con passioni manna, tutto sul mondo delle tradizioni, ma in questo luogo bello che teni studiata in sa domo de sa poesia, tutto questo mondo de su canto a bolo, prima di conosci bene questo luogo andavo a un altro luogo di spanto de Silano, su un uragio, una gresia dedicata a Santa Sarbana e dunque andavo su un Cunis e poi entrare in su museo. Venite con me. E questa bella domo antica, domo Aielli del 800, esti oi sa domo de sa poesia cantata. E depune sapere per me è un onore e un pregio umano potessi in noi in Silanus può conoscere meglio sul mondo della poesia. Gianpietro Arca, su sindaco, pensando questa bella cosa che hai fatto l'anno passato, sul 2020. Salute Ottavio e benvenuto a Silanus. Grazie a te. Una grande cosa abbiamo fatto. Questa domo della poesia cantata abbiamo cercato di rendere onore, commenterò sempre a una delle arti più mannas che si Sardegna dentro, la poesia a bolo. La poesia a bolo. In questa domo della poesia cantata sono rappresentati tutti i poeti che si sulla nostra ha conosciuto, a partire dai poeti Armando Ordesilano. Chi viene da provincia d'uso e non un solo. Fini due, Francisco Mura e Maria Dummasala, infatti. Questa domo nasce da un'idea della buona anima di Paolo Pillonca, che quando fu sindaco, diventato sindaco da Pago, ebbe da mi cercare, e mi ha detto Gianpier, tu che sei amantioso di poesia, come per fare qualche cosa può rendere onore a questa arte della Sardegna nostra. Assistento, Silano tiene una particolarità che non tiene e che non ha mai detto tutto ciò che arbitra della Sardegna. Tenete assistendo due poeti armanno che hanno cantato vari in suo stesso periodo, cosa che non è capitata mai, non è mai combinata in altra idea della Sardegna che attento a altri poeti. Noi abbiamo
fatto questo progetto grazie a questa associazione, a questa società Domus de Llanas, è stato finanziato dalla Regione Sardegna e abbiamo realizzato questa bella cosa. E devo dire a Paolo Illonca si uso in meta, che dopo tornare grazie per tutto questo che ha fatto in sua vita cosa sua, per la cultura, per la lingua sarda, per la poesia, per tutte le cose che vanno da importo per la terra nostra. Dunque è sapere sul lavoro di Paolo Illonca, è sapere pure un accodeto che tanto è dedicato a questo museo e che questiona delle arti sue, dei giornalisti e tutto quanto. E dunque noi entriamo dentro, devo dire grazie a tu, insomma, per tutto questo che hai fatto, e noi entriamo dentro. Entriamo dentro e grazie a te voi sei vedo e poi avete dedicato questa puntata a Sadommo della poesia cantata a Silano. Se mi permetti scherzare una cosa. Certo. Fai tanto di Paolo Illonca, vieni sempre in conca su chi naria disso quando si cattaia da presentare manifestazioni in cui si fa il dia di poesia sarda. Naria sempre chi sa poesia sarda attento su compito umano di poter sa limba. Noi dobbiamo aumentare che senza sa limba, se non potremo sa limba e se non la impariamo, se sono un beninde, sa tradizione, sa cultura e più di tutto, la storia nostra è in da mancare. È una cosa importante, questo di imparare la lingua a sospizzinoso, della questionare sempre, che a essa per noi è una cosa di importo umano. E devo posso aggiungere un'altra cosa, proprio per la lingua sarda, io mi ricordo che 21 anni fa quando appunto sono in mano di Arricci questo premio Fontana Eliche, questo premio giornalistico, fu proprio Paolo Illonca a me donare. E mi ha fatto prometti di mi impegnare per la lingua sarda, poi Taddeo facciamo trasmissioni in Sandus di Sardegna accanto e tutto canto, ma in italiano. E dunque in Sandus Deo ha promesso questa cosa e grazie a esso in Sandus ha cominciato a questionare di più un sardo e dove fai questionare in televisione e ora si fa una trasmissione e forse si grazie proprio a Paolo Illonca. Ma poi onorare i poeti silanesi come Francisco Mura e Mario Masala, proprio cominciavo su di Francisco Mura, poi pari di Atene, Zadalligi, uno scanto verso su di un'ottava che ha cantato proprio Mura e dunque entravo dentro e domo entro questo museo e cominciavo a entrare dentro questo mondo della poesia a Bolu, del suo canto a Bolu e della poesia di tutta la Sardegna, anzi, a sapere di tutto il mondo. Entravo dentro. Bene. Questa è un'ottava che Francisco Mura ha cantato a Maria Dummasala sopra il palco di Seui. Mura fissuinari. Masala difendeva sonore e Mura l'ha nato a Masala. Potendo fare che sul dubbio sa fora, in sopra questo palco, amato Mario, che collega Misese e avversario, nascido in sa propria dimmoria. Abbiamo cantato e cantammo ancora, sempre poco di scopo e sonorario. Prosinari sarbramma sono tantas, pro sonore in su palco non vi cantas. E teniamo rione. Dunque, grazie a tutti paride e come sono entrato dunque nel suo mondo della poesia, della sottata, del suo canto a Bolo, della improvvisazione e poi andavo a intro questa domo della poesia cantata con questo che accompagna, fa conoscere questo mondo ai visitatori su Villo di Paolo Illonca, Fabio Illonca, che mi aveva in questo apposento, andavo su un pari. Beh, e questo comincia da noi, tutto il traballo umano che hai fatto, Fabio. Dunque, devo appunare con il suo sindaco prima, quando ho cominciato questa trasmissione, quando siamo arrivati noi, che a tutto gusto, dopo usare un nome in mano come Paolo Illonca, come a Babudù. E Domus de Llanas, che è editore che continua in questa opera manna, ha fatto con amministrazioni e tutto canto questo luogo per far conoscere di adere su un patrimonio sardo che teniamo noi. E sta ici. E sti saberitati. In noi abbiamo fatto un lavoro umano, però grazie a questo lavoro proprio che ha fatto Babbo,
in 50 anni, poita babbo quando fu di piccioccheddu andata a ascoltare le gare poetiche, andata con sul registratore a bobinas quando tenia da 18-20 anni. Babbo gli ha fatto fino a essa tesi e laurea in pisu i poetas improvvisatori. Una ricerca manna, no? Chi voglia di tradurre in opere, in pubblicazioni, in studi. E in noi, come ti fornendo prima, grazie alle amministrazioni comunali che nos ha donato in comodato d'uso questa bella struttura, noi ci svunti 250 metri quadrati di tutto un montone di cose da visitare. Ecco, e chi comincia da in noi, in tanti si con sul mondo angelico, tutto quanto, ma con due concasmannas, due poetas che hanno scritto un meta storia, no, della poesia dell'improvvisazione. Hanno fatto questa storia della poesia improvvisata. Questa poesia improvvisata è un fenomeno antico, no? Di gestionata addirittura Virgilio in i poemas omericus. E questa tradizione della poesia improvvisata in Sardegna sono manco 120 anni. Grazie a un poeta improvvisatore, Antoni Cuveddu, che a fine 800 praticamente gli ha pensato, gli ha dentro questa brillante idea Io intanto faccio partire di questo sì. Bioso, sì. Aici Bioso tacesti in noi. Sì. Gli ha dentro questa brillante idea denai, ma poi non portato questa poesia improvvisata a un livello più umano. Poi prima si cantava in erbattiari, sì. In scoias, e narausu davvero sconoscere a una platea più umana. E dunque in fine 800 praticamente i poeti improvvisatori incominciano a cantare in prassas di tutta la Sardegna. Dunque, mantenendo questa funzione cosa sua di comunicare, di uscire, di conoscere, di divulgare cultura, cosa sei contus, c'è spostata del suo luogo, del suo contesto cosa sua a su alcuna dausu. In questa maniera tutto sa vita podia iscurtai e apprendi e intendi tutta questa bella cosa. Ma la cosa bella è che poi i vita si è andata di una vita a Satra a fare conoscere quest'altro. Dunque se non fiata certi i poeti locali, ma il poeta sa prodotto d'importo andando in vita a cantare in questo slogan. Dunque si attento di adere su questo onori della rappresentazione della poesia. Assolutamente. E noi con questo lavoro che ho fatto, che ho durato proprio questa realizzazione vera e propria, dura 2 anni e mezzo. Ma noi, sa bellezza di questa gente che viene da visitare, praticamente chi non conosce di chi ne volenti i poeti improvvisatori, in noi si fa proprio una cultura manna, no? Ecco, cosa tu sei organizzato? Tu hai 250 plus metri quadrati, questo apposenteddu con i scannigeddu e questo televisore. In noi ita succede? In noi succede bisi. Ecco, Cavaulu comincia a raccontare. Chi comincia a raccontare questo chi vudi sarti della poesia improvvisata, il logo su anni antibivio sui poetas, e ti spiega del suo commenzo, della poesia dei scemminas, poi tradotto nasce di Denigui, insomma, e noi 20 minuti ti spiega un bello varie cose. E comincia a entrare di avere su un mondo della conoscenza e tutto. Poi tu hai questionato sul mondo dei femminas, ma Deus a fuori dopo, poi c'è una posentè tutto dedicato a issas. Ma contami i commenti ita succede, noi atturavo su noi, nos canto 15-20 minuti, ascoltavo questa storia, ci fu un poeta e tutto che contano questa storia con Sanzoro, in modo viene di Agus, ma ci fu un altro poeta, e poi ita succede, c'è una... È proprio, ho fatto proprio un percorso didattico, prene pannellus, ania contauso proprio sa storia della poesia improvvisata, sa storia della
poesia improvvisata in su mondo. Poeta ci vunt altri fenomeni Certo. differenti, ma questionaus sempre di poesia improvvisata. De Argentina, a Cina, a Cuba, a Spagna, a Corsica, a Francia, in Italia pure, In Toscana. in su Lazio. Sottava rima, no? Sottava rima, esatto. E poi questionaus finas de s'altra versione narausaicci dessa poesia campidanesa. A sa moda campidanesa, a Sarrepentina. E poi insighendo e ribausu proprio in su coro del suo museo. Ci funti este una mediateca, ania eusu a regoltu tutto questo materiali che babbo ha di trabagliare in 50 anni. Cioè, uno si sezzi di cui e si può ascoltare la gara poetica del 1950 fatta in Seui. E poi eusu sbobinau un 120 garas. Firma di idea, ci fa da bollubire questa mediateca. Andaus a questa mediateca, andaus. E noi in questa mediateca tenesi tutto un traballo umano di Sagica che ha fatto Paolo, ma vosaltro è tutto. Poi mi pare che a noi si digitalizzato, si nata da Ici. Dunque, dei registrazioni antiche, sono diventate tutti i file che appunto noi a intro e noi si conta tutta questa storia della poesia. Si può ascoltare, ma si può conoscere meglio su questa storia della poesia. Come funziona? Allora, questo è come era prima su coro di tutto sul museo. E noi potevamo su visitatori potete avvarrai e ascoltare, è tutto digitalizzato, monitor touchscreen e ho digitalizzato, sono manco una 120 garas, cioè uso tornare a ripulire tutto i file che teniamo e poi uso sbobinaus, cioè uno si ascolta da audio, impari si fino a sa trascrizione, poi leggere tutto sa cosa. E il gara andata da un periodo storico degli anni 50 fino agli anni nostri. Dunque ci sono tutti i poeti armannus e poi in prusu uno può fare una ricerca che deve fare uno studio in questa poesia improvvisata, ci sono via documenti realizzati da Babbo e poi i schedas dei poeti improvvisati. Antoni Cubedo, Virasto, Sprurmannus, Finas, Masala, Mura, Piras. Ma pensa cosa de oi? Sì, infatti ci sono cursus che cantano De Porco e i altri poeti pure che Diego, Giuseppe, naturalmente questo è un lavoro che deve ancora seguire a fare, poeta è un montone di documenti che teniamo in questa poesia improvvisata. Poi uno si vuole leggere qualcuna pubblicazione fatta in piso dei poeti, benissimo uno entra in noi e si gasta da altri libri che teniamo o interviste o su percorso proprio che uno vuole fare. Etta manda a ascoltare, etta voglio uscire da questa poesia improvvisata. Come ti è incominciata? Cioè, come ti funziona? Questa struttura, su metodo della gara, tutto un montone di documentazioni che ho posto un campo in noi. E noi non c'è gara, poeta, libro, interviste, tutto quanto, ma c'è pure contato sul museo, come testi che si può visitare sul museo e poi c'è Paolo Villonca, in noi pure una scheda. Certo, Salvi Cura e Babbo, una scheda che... E poi per noi venase una cosa, che io su venase, visto questo periodo legge che su passato, no? Che non è ancora passato comunque, e ho fatto venase un portale, no? Che uno vuole andare a Sdugastiai proprio, dovresti proprio un sito internet dedicato in pisso di questo museo. Dunque museo. Dunque domo della poesia, appunto... sapoesiacantata.it. Sapoesiacantata.it. E dunque se Denguni si potesse cominciare a
castiaia, a conoscere meglio, ma questa cosa che si consiglia dipende in noi, in Silanus, a entrare in questa doma, a respirare proprio sul mondo della poesia e si storia tutto della poesia, questa è questa cosa proprio bella. Poi si passa da questa storia antica, di quando nasce, come ti ho detto prima, come ti ha detto Fabio, come nasce questa poesia, non come nasce questa poesia, ma come è diventata questa poesia un'occasione di spettacolo, uno scelta di cultura, o di tutte e due cose sposte a pari, finza a salire oggi. Dunque, questa è una cosa di importante e tocca da ben noi, perché noi è tutto tecnologico, tocca a tacciare tutto, a streccare su schermo, a toccare su schermo e tutto funziona di aici in questa maniera. Dunque, questa cosa che io consiglio a tutto questo che si di questa trasmissione, dei musei, delle cose belle, deve di adere su noi, a studiare, a conoscere, a bere, a cercare sul mondo della poesia improvvisata, noi scelti a ottata, ma come te ho de rotto sa Sardegna e de rotto sul mondo. E tu prima hai una cosa sul mondo delle femmine, potevo prima di arrivare in questo apposenteddo, ma le femmine non alziano tanto palco, però... No. Ci vunti stetti a due femmine che anticantavo vago, però ti dovevo bene mo come ti andavo come ti insighevo in suo percorso e poi tutto nasce di questa poesia dei scemi. Questo è cosa che volevo dire, questa comincia a ninnendo il pipius o cantando in mottus, dunque tutta questa vita è stata accompagnata delle femmine, del suo canto delle femmine, e mera di questo canto appunto improvvisato. Assolutamente. E dunque è una cosa di adero su dei import, bella, è una bellezza. Dunque sicuramente io scelto una parte di questo che è questa mediateca narauso e poi si accostauso a biri invece sul mondo dei femmine. Accompagnami. Prego. Beh, questo è un mondo dei uomini, ma come internano due, che nessuna eccezione c'è via. Poi ci diventa due femmine che hanno cantato in suo palco. Una cosa vado di spanto, questa come due, questo canto nasce in sul mondo dei uomini, e dunque vedi femmine che cantano a ottata, è difficile, no? È difficile mera, però c'è una cosa, due femmine che hanno cantato in poesia improvvisata, Chiarina Porcheddu e Maria Farina. Maria Farina ha avuto una figlia di un altro grande dessa poesia improvvisata, Antoni Farina. E come ti vorrendo prima lui, tutto nasce da dessa poesia dei scemminas, del suo canto, quando non più nasciti fino a canto immoridi, cioè due cose differenti, sì, però uno inneggia la sua vita e s'altra a sa morte. E differenti, sì, però sempre questionano su de poesia improvvisata. De poesia improvvisata. E questo è sul mondo a onde nasce tutto questo. E noi, in questa aposento, possiamo contare le femmine, ma proprio la storia, partendo proprio da questa struttura della poesia. Aici, come te la contai? Sì, no, in noi come ti bieusu si incomincia da spannello didattico che poi punti fatto scritto in italiano e in inglese. E si parte da questa struttura, dessa gara poetica, poi passa da questa gara a due o a tre e si spiega dei sonori, poi sonori è una cosa importante in questa gara poetica. E pare da poco a pillo, che all'incuno verso, è una gara che si chiama dei sonori ed è suinare. Ma la sonora è una cosa di importo. Di importo umano, poi poetas improvvisatori. Dessa rivalità. E in cui pure hanno che avvienta paesano, ma rivali in su palco. Esatto, dunque la rivalità è una cosa di importo a cittotto. Potevano essere amici proprio decoro, però quando si bessia dal suo palco non ci poteva. Una stoccadetta da suonare. Poi del suo compenso, dessa poesia in tempor nostro, tutto comunque un percorso, come ti avevo detto prima, didattico. E poi ci punti Spannellus, poeta ania
praticamente un piccoletto, no? Ania questionato del suo poeta, della biografia del suo poeta. Tutta questa cosa va usata a portare a undi. A una cabana questo museo, che è un altro luogo di esperienza. Poi tengunisi, non so se lo sapete, commenti, si può ascoltare questa poesia, conoscere questa poesia, ma provai pure a poetare. Dunque, andavo a sapere quest'altra parte di questo museo. Beh, questo apposento mi piace in me da Fabio, perché noi di adesso, noi scetti si può dire rotto sul mondo della poesia, tutte queste cose che posato tenese, tutto canto, si arregodo su dei poeti, ma dona sa dimensioni e tutto dessa vesta via, dessa vesta de brazza, con sa mesicedda, con sa lasticella de vino e tutto canto. Dunque, e voffio dorrai a bogai a pillu questa cosa, impari a sa tecnologia, sa tradizione. Sì, assolutamente. Voi in Savini di tutto questo percorso e tornavo a riprodurre su palco, quando si esibivano i poeti improvvisatori. Infatti, come ti potete capire, ci fu tutte le riproduzioni di questa gente che ascolta da gara. Ma questo è importante, voi e noi, che una scolaresca, i spicciocchetti che ontoieneri a visitare sul museo, si può fermare dopo Ari Castiao, tutta la storia della poesia improvvisata e si può leggere oppure potete venire con su sporo provai a improvvisare. E noi dobbiamo supporre un microfono con un monitor, un touchscreen, uno può cantare e improvvisare i commenti. Dunque, da dietro tu fai un'esperienza che non è facile a fare in vita, perché se non sei poeta improvvisatore, quando ti capita, di fare questa, mancare sia da virtuale, per il suo pubblico, in noi gesti ben raffigurato, però questa esperienza dessa cantata si può fare e tutto canto. Dunque è una cosa bella. E poi questa regione, ma tutto questo che andavo prima e tutto, convitato gli ascoltatori dei TV che appunto appassionati di cose sardas, altrimenti non venivano in questo canale e noi venite che riconosci bene, che ne ama le cose nostre. Dunque, una cosa poserrai questo attorio, Fabio, questa fotografia bella che ci punta in noi, da tutta questa gente mi fa bene a conca una cosa, una pregunta che tengo con lui, ma come te stai di questa poesia di improvvisazione? Poi una volta non ci vi festa se non venivano i poeti improvvisatori si innanta proprio sul momento della festa di preso un porto e della vita e tutto. Oggi uno paga due cose a fonti cambiate, ma come testi questa situazione oggi e di? Tocca a noi che scambiò venese sul mondo, no? Però essa conoscenza pure questa lingua, che questa è una cosa fondamentale. Chi non fece un trai, questa lingua sarda in scuola, no? Può davvero conoscere ai spippius, questa lingua molidi. I poeti improvvisatori hanno dentro l'importanza, no? De ancora tenere via sa lingua sarda. Poi tamme da autori di vocabolari, dei dizionari, citando uno Massimo autori Massimo Pittau, in sa dedica ringrazia da proprio i poeti improvvisatori, potendo via sa lingua. E dopo c'è un riciclo, una rausu, poetas improvvisatori giovani, che vanno portando a innanti sarti di questa bella... Questa è una cosa bella, questa poeta di adesso giovane, ci funti in tutte le varianti poetiche che potevo presente in Sardegna, poi noi in suo canto a Bolo e Opio, che ci funti giovane, bravo di adesso, e Sammat si cosa in sa poesia a sa moda campidanesa, poi ci funti giovani, ma giovani di
di adero su preparato, su bravo, e tutto canto, ma talmente in Sarrepentina pure, hanno fatto in scuola, e tutto canto, e poi ci fonti di adero su un mondo per un anno rispetto a un anno a oggi, dunque è bella questa cosa che si difende in questo momento. Noi su Serrao, questo attore, torno grazie a tu e con tu mi viene a conca Paolo Villonca, questa persona di adero umana, e sa Sardegna in tre di adero su. Torrai grazie a tutto il lavoro che ha fatto Paolo Villonca per questa cultura cosa nostra. E noi su Serrao, su questo attore, con due versi, su una moda de Masala, de Mario Masala, poi esso ha cantato in sa vita cosa sua tante cose, ma ha omaggiato su un'uragi cadenesi di Santa Serbana, e siccome noi teniamo un amico di cosa bella, che si chiama Fernando Piso, che è appassionato sa vita ed ha passato scurtendo poesia e conosce la memoria di ogni cosa, e usa serrai con Fernando Piso che ha recitato un verso dedicato a questo nuragi. Ma si va a pregere, sta gira Chintrada e usa essi rampari con un altro attopio di cose belle, de Silano, dunque de su Marghine, si andava su in Barbagia, andavo su a Gavoi, c'è un altro museo de su Frori Sardo, dunque de su caso Bonu de Sardegna Cosa Nostra, dunque se lo sapere in Gavoi, ma in moi Fernando Piso e a tutti, grazie a Fabio, grazie a tutte le organizzazioni di questo bello luogo, a suo sindaco, a comunità di Silano, a tutti voi altri che tenete questa bella pazienza di ascoltare ogni domenico. De Mario Masala, poeta de Silanos, e chi noghe su popolo Silanos riunito, devoto e contento. Onorende su martire Larentu, uno de sos diáconos domanos. Su gusto e sos mios paesanos, e can arriba su noi de Austo. Cadotto canto, illuminato estoe, san lampadinas dan colores bios. Su gusto e sos paesanos mios, e can arriba su noi de Austo, de sos mios paesanos su gusto, e can arriba de Austo su noi. Cadotto canto, illuminato estoe, colores bios dan san lampadinas. Camos strangios de vista vicinas, sa vista resten sabiata maggiore. Missa cantata con predicatore, sa banda musicale gravarissa, turrone de donara e de battata. E son mensos poetas de gara non che mancano mai in gusta data. Carros hanno mudato a posta fatta, in numene su santo venerato. Si den coppias bellas in costumene, super sos cardos bizzarros e rassos. Basta chi che son tutto sos spassos, tenore, murras a ma che addresta. Su ballo d'undo, numero in testa e tundu su ballo che mai vallo vaghe di Cilanos, salvo resa cuccanna, sos dovanos della raggiunger dai fundu dentan. Sos turistas che chieni si contentano, i noghe vaghe in sosta e si trattenini, sos emigrantes arrivano apposta e smentighende certas horas tristas. Si contentano sos chicheni dei turistas, i noghe vaghe in sosta e si trattenini, si contenta sos turistas che chienini, si trattenini in noghe e faghe in sosta. Sos emigrantes arrivano apposta e smentighende certas tristas horas. Si desaldigna in tutte sas dimoras, uno santo l'onorano e la festano. Questa tradizione vi arrestano che sul divertimento vi usano, conclude a tutto stringendesi a mano. Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, Imprentas 2020-2021, Lei regionali 22-2018, articolo 22.